Il parlamentare agrigentino Carmelo Pullara aderisce alla Democrazia Cristiana. L'evento sarà presentato sabato ad Agrigento attraverso una conferenza stampa con Totò Cuffaro e l'onorevole Pace alle 11:30 di sabato 22 luglio nella sede della Democrazia Cristiana al Villaggio Mosè. Si annuncerà l'adesione di Carmelo Pullara alla Democrazia Cristiana. L'onorevole Pullara, con quasi 10.000 preferenze ottenute in occasione delle elezioni regionali dello scorso autunno, è stato il candidato più votato in provincia di Agrigento, è stato già parlamentare regionale nella scorsa legislatura, oltre che vicepresidente della Commissione Sanità all'Ars e presidente della Commissione Speciale del Parlamento regionale, dirigente della Sanità per 4 anni, è stato anche commissario straordinario al Civico di Palermo, l'azienda sanitaria più importante del sud Italia. Insieme a lui aderiscono alla Democrazia Cristiana i suoi sostenitori in provincia di Agrigento. Alla conferenza stampa di sabato 22 saranno presenti Totò Cuffaro, presidente nazionale della Democrazia Cristiana, l'onorevole Carmelo Pace, capogruppo all'Ars della DC. Lo diciamo da mesi, anche a lui è il commento del presidente Totò Cuffaro all'annuncio dell'adesione di Pullara alla DC. Carmelo deve considerare il nostro partito la sua casa. Siamo ben felici di accoglierlo. Per la DC si tratta di un grande valore aggiunto, considerando che conosciamo la passione politica che anima ogni sua scelta. Carmelo Pullara, aggiunge l'onorevole, è un grande esponente. Carmelo Pullara, aggiunge l'onorevole Carmelo Pace, è un grande esponente della politica agrigentina, la sua storia che parla per lui e la grande esperienza acquisita nella sanità non solo sarà utilissima alla DC, che come vedete cresce ogni giorno per continuare ad affrontare i problemi che attanagliano la nostra terra e dare risposte alla collettività.